seconda corsa dall'Arcoveggio vede al via i puledri Neo, 3 anni, con 7 concorrenti al via: Five Star BFC, Felina C, Frida del Ronco, Fara Trio, Phantom P, Franchina Baldo in prima fila, Fisico GF in seconda. I favori sono per Five Star BFC al debutto, numero 1 Maurizio Cheli, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Franchina Baldo, che va in breve a condurre e prende margine nei confronti di Felina C, che è in seconda posizione avanti a Five Star BFC. 200 iniziali in 15,9, quarta posizione lungo la corda per Fisico GF, più indietro c'è Frida del Ronco. Partiti con cautela invece sia Fara Trio che Phantom P. 400 iniziali intanto in 32,4 da parte di Franchina Baldo, che continua a guidare con un paio di lunghezze di margine su Felina C, avvicinata all'esterno da Five Star, che ha lasciato la corda e cerca di proporsi all'esterno. Tanto se ne vanno i 600 metri iniziali nell'ordine del 48,6. In vantaggio, senza farsi avvicinare per il momento Franchina Baldo, ma senza fare grande andatura. E gli 800 scorrono in 1,4,2 da 1,20 appena abbondante, con in seconda posizione sempre Felina C, all'esterno Numero 5 Five Star Phantom P BFC, squalificato. mentre nelle retrovie è squalificato Phantom P. Cavalli che completano il chilometro, sempre in avvicinata per il momento Franchina Baldo, 1000 metri iniziali in 1,19,6. Seconda posizione per Felina C, Five Star BFC al largo. Non riesce a cambiare azione per il momento, vediamo ai 400 finali. Il parziale ora in 15,6 comunque da parte di Franchina Baldo, che continua a guidare mentre scatta in terza ruota Fara Trio. Completamento della piegata, si presenta in testa Franchina Baldo ai 150 finali, a 2 lunghezze e mezzo di margine da gestire sui rivali. L'avversario principale è Fara Trio, che scatta a centropista, ma a buon vantaggio Franchina Baldo, che vince facile sulla stessa Fara Trio, mentre per il terzo emerge lungo la corda Fisico GF, 1,19 il ragguaglio conclusivo, 31,6 a chiudere. E Franchina Baldo in percorso di testa viene a vincere bene bene con Sandro Miraglia, Franco Baldini al training e Mirko Baldini alla proprietà per questa Franchina Baldo, che corre davvero bene e non è mai avvicinata sul percorso. Buon secondo posto per Fara Trio, che precede Fisico GF.